Intanto vi faccio vedere subito il nostro ospite, che ringrazio. Grazie, procuratore. Arcangelo, tu hai portato il libro, sì? Sì, è l'ultimo libro di Nicola Gratteri. La rete degli invisibili, perché siamo entrati in un mondo globale che viaggia molto su frequenze che sono quelle della realtà virtuale, e tutta la società si è dovuta adeguare a questo nuovo sistema, no? E mi pare giusto che una persona attenta come il procuratore Nicola Gratteri abbia voluto capire cosa si muove nella pancia di questa rete. Bisogna dire che c'è una rete ufficiale, quella reale, quella legale, e c'è un'altra che è il dark web, cosiddetto dark web, che invece ingloba tutto ciò che è malaffare. Ma noi pensavamo con il libro Storie segrete dell''Ndrangheta di finire di scrivere libri con Antonio Nicaso, perché pensavamo, ormai si era detto tutto per temi, no? E poi nell'ultimo anno e mezzo, quando già avevamo chiuso lo scritto dato alla stampa Storie segrete dell''Ndrangheta, abbiamo visto un fenomeno nuovo, 2 o 3 cose che sono state nella logica mafiosa, nella logica di 'Ndrangheta, un'accelerazione. Ad esempio, noi nell'arco di un anno e mezzo abbiamo avuto 4 collaboratori di giustizia molto particolari. Io 3-4 anni fa non avrei mai immaginato che il figlio di un capomafia chiede di parlare con me. Io avrei perso la e invece questo è accaduto a Catanzaro, con la procura di Catanzaro, ad esempio il Farao, ad esempio il Mancuso. Quindi era una cosa inimmaginabile. Allora io ho cercato, noi con il professor Nicaso abbiamo cercato di studiare, di capire perché, cosa stava accadendo, e parlando di 'Ndrangheta abbiamo visto che sulla 'Ndrangheta c'è molta sociologia, cioè si studia la 'Ndrangheta molto dal punto di vista sociologico, c'è un fenomeno, sì. Però si studia poco, si è studiato poco dal punto di vista psicologico e dal punto di vista psichiatrico, cioè capire cosa accade dentro, qual è il travaglio, quali sono i ragionamenti che fanno oggi gli 'ndranghetisti di oggi, perché ho conosciuto i padri e i nonni degli attuali capimafia o degli attuali destinatari da qui a 5 anni, da qui a 4 anni dei futuri capimafia. E cosa ho visto? 30 anni fa, 20 anni fa, un capomafia stava sottoterra in 3 metri quadri per anni, perché era latitante e doveva scontare una pena a 5 anni, attenzione, ma lui non si poteva permettere il lusso di allontanarsi da quel territorio perché era un atto di debolezza, voleva dire perdere la leadership. Cioè il latitante per associazione di delinquenza e traffico di stupefacenti può tranquillamente trascorrere la sua latitanza in Germania, Belgio, Olanda o in Sud America, anzi è facilitato perché è il suo lavoro è quello di girare l'Europa, di girare il Sud America per andare a procacciare tonnellate di cocaina e portarle in Europa e venderle all'ingrosso. Quindi è normale, ma un latitante capomafia che ha un suo locale, una sua struttura criminale, non si può allontanare per molto tempo dal territorio, e quindi il rischio di stare in carcere 6 anni, 8 anni, 10 anni può determinare la perdita della leadership su quel territorio, conquistata faticosamente commettendo reati o uccisioni. Oggi quindi io ho visto questi capimafia in udienza ascoltare la loro sentenza di condanna a 20 anni, a 30 anni all'ergastolo, e rimanere impassibili, come se stessero parlando di altri, impassibili. Oggi io vedo i figli più fragili, più stressati, più paranoici, depressi, quindi stanno reggendo molto meno lo stress. Allora abbiamo pensato che queste nuove crepe, prima inimmaginabili, se noi ci mettiamo a rifletterli, a studiarli, serve, è importante, per vedere se attraverso queste crepe, questi interstizi, noi possiamo entrare
in mondi dove non siamo mai entrati, perché sennò noi abbiamo parlato di collaboratori di giustizia di 'ndrangheta e ancora stiamo aspettando il capomafia di 'ndrangheta calabrese che si pente, di famiglie doc, di famiglie di serie A, ancora non ci sono. Cioè, mentre anche all'inizio degli anni 90, mentre Cosa Nostra viaggiava con circa 1000 collaboratori di giustizia, 1200, la Camorra 1500, l''ndrangheta non aveva nemmeno 100. Oggi abbiamo più collaboratori in Calabria, sì, ma abbiamo collaboratori di media cilindrata, per usare un termine motoristico, abbiamo calciatori di Serie B, per usarmi un termine calcistico, quindi ancora stiamo aspettando il grande boss che decide di azzerare un intero territorio, a raccontarci tutta la messa. Però questo fenomeno nuovo di questi figli che non reggono lo stress, ritengo sia molto interessante, quindi studiarli dal punto di vista psicologico, dal punto di vista psichiatrico, per capire come entrare, per capire come capitalizzare, come creare un processo di accelerazione, non stare così fermi, cioè che arrivi il fascicolo sul tavolo e quindi poi ci muoviamo, ma andare oltre, essere noi attivi, propositivi, perché questo mi sembra un fenomeno molto interessante, molto interessante. L'altro capitolo interessante e importante di questo libro è sia quello dedicato alle donne e poi la sintesi alla fine è che le donne collaborano per amore di un uomo perché lo hanno conosciuto su Facebook, per amore dei figli, quando la giovane sposa che è sposa per un matrimonio combinato perché bisognava rafforzare le alleanze o essere più potenti nella geografia criminale, questa donna si rende conto che ha buttato la vita nelle ortiche, si rende conto che i figli avranno il loro futuro sarà quello o di essere ammazzati o di finire la loro vita in carcere, visto quello che lei ha passato nella famiglia, vedendo il padre qualche volta da latitante o poi per 15 anni dietro un vetro blindato al 41 bis, allora questa donna che non resiste al dolore di pensare che i propri figli possono fare quella vita o quel destino o quella fine. E quindi vediamo anche questo un tema importante da studiare, da approfondire e da essere attivi e propositivi. Lavorare molto di più sulle donne, cioè cercare di creare da parte delle istituzioni un ambiente favorevole, più accogliente, perché queste donne possano superare il travaglio di quello che hanno vissuto e che stanno vivendo, perché dalle intercettazioni telefoniche ambientali, dalle dichiarazioni di queste stesse donne che decidono di fare il salto, traspare a piene mani il dolore, la sofferenza di tanti anni, di una fanciullezza e di una gioventù che non hanno goduto. Quindi la condizione a spingere. La condizione a spingere, ma la consapevolezza che il figlio possa fare la fine dei parenti maschi la porta a impazzire, dal dolore, a non resistere a questo dolore, a vedere il figlio come ha visto suo padre per anni dietro un vetro blindato. Procuratore, c'è però diciamo, l'attività giudiziaria, proprio nella nostra regione, questo nuovo modo di approcciarsi alle donne e ai figli, quindi ai minori. Il suo collega Roberto Di Bella, che presiede il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, ha adottato questo protocollo libero di scegliere, ed è stato, da che era
come dire, indicato come l'uomo che strappava le famiglie naturali ai bambini, siamo arrivati a un punto che 60-70 donne provenienti da questi ambienti chiedono alla magistratura, in questo caso al Tribunale dei minori, di intervenire, insomma, per prendere questi figli da quel mondo e spostarlo. Va perfettamente in sintonia con quello che dice lei, però c'è pure una parte femminile che rimane dura, cioè che rimane quella delle vestali, che insegnano la vendetta, che prendono le redini del clan. E la maggior parte delle donne. La maggior parte delle donne che rimane il motore all'interno della famiglia patriarcale a caricare, intanto a trasmettere la cultura mafiosa ai figli. Vedi il telegiornale, chiama sbirri, indegni, eccetera. Le donne sono molto importanti nell'educazione, nella formazione dei figli, perché sappiamo che in Calabria c'è il matriarcato, anche nelle famiglie non mafiose, e le donne hanno un ruolo importantissimo quindi nell'educazione e nella formazione, a quello a trasmettere l'odio nei confronti delle istituzioni e loro invece essere parte della ragione, che subiscono vessazioni e ingiustizie da parte delle forze dell'ordine. Le donne le abbiamo viste, oltre che a costruire sul piano culturale la mentalità mafiosa ai figli e ai bambini, anche aventi un ruolo attivo nelle faide. Quando il marito torna alla sera a cena, tu mangi, mio padre mangia terra, tu mangi, mio figlio, mio nipote mangia terra, cioè caricare gli uomini con le seglie. Ma noi abbiamo visto anche le donne aventi un ruolo attivo, ad esempio nella strage di Dewsbury le donne erano quelle che portavano i killer nel portabagagli della macchina da parte all'altra di San Luca, o anche smanettare su internet per comunicare con gli affiliati dei 2 blocchi di famiglia che si trovavano in Germania. Noi abbiamo visto le donne anche nel sequestro infantino, nella faida di Monticella, avere un ruolo attivo, ma vediamo sempre più, anche statisticamente parlando, le donne nelle indagini di droga, cioè abbiamo sempre più donne arrestate per associazione delinquenziata a traffico di stupefacenti, quindi donne che partecipano. Una domanda, tra voi nel libro però, che scusa, faccio vedere citate... così aggancio a questo fatto dei bambini. Se tolgono i bambini a queste famiglie di mafia, certifica il fallimento della società, perché la società e delle istituzioni non sono in grado di proteggere questi ragazzi, non sono in grado di intervenire, di cambiare la mentalità, di rompere questo muro della cultura, no? Intanto dobbiamo essere prudenti. Scusa Arcangelo, ho fatto per prendere questa storia di... Intanto essere prudenti che non tutti quelli che chiedono aiuto allo Stato sono in buona fede. Ci può essere anche qualcuno che recita per giocare con 2 mazzi di carte, cioè per avere una patente di impunità, nel senso io sto collaborando, sto facendo quasi per smarcarsi. Qui dobbiamo stare molto attenti a studiare caso per caso. È importante questo progetto, questa idea, che se vogliamo essere sinceri fino in fondo, l'idea del togliere la patria potestà l'abbiamo fatta noi come procura di Reggio Calabria quando io ero sostituto procuratore di DA di Reggio Calabria e non nemmeno aggiunto, e facendo poi la richiesta al Tribunale dei minori attraverso la Procura dei minori. Ricordo che il primo provvedimento l'abbiamo stilato lì alla Procura di Reggio Calabria. Ma non c'entra questo, è importante il lavoro curato dal Tribunale dei minori di Reggio Calabria e dalla Procura dei minori di Reggio Calabria. Ci sono magistrati di primissimo piano, preparati, onesti e per bene. Quindi sono fiducioso che questo lavoro comunque darà i suoi frutti. Dico solo di non entusiasmarsi assai. Per quanto è ovvio che questo è un fallimento della cosiddetta società civile, dello Stato, dell'istituzione, del volontariato, di tutti quelli che vogliamo. Ma questa definizione, questa espressione la possiamo utilizzare per tutto. Anche la scuola, che non funziona,
Diciamo sempre che avevano bisogno di una scuola a tempo pieno per far stare questi bambini assieme, perché non tornino a casa e si nutrino di cultura mafiosa, avere una scuola nuova, bella, colorata, dove di pomeriggio ci sono altri insegnanti che li fanno stare assieme a parlare in lingua italiana, a posare il telefonino in un armadio per un po' di ore, a leggere un giornale, a leggere un libro, a vedere un film. Ma per fare queste cose ci vuole la volontà e la capacità di organizzare, di fare programmazione. Per un progetto del genere vuol dire programmare da qui a 10 anni, da qui a 15 anni, da qui a 20 anni. Ma io sento una politica che fa programmazione da qui a una settimana e quindi è difficile sperare che ci sia non tanto una riforma della scuola, anche se andrebbe fatta, nel senso che purtroppo la scuola la stiamo trasformando in un progettificio, cioè non c'è scuola che non fa il progetto sulla legalità, il progetto su questo e quest'altro, ma sti ragazzi, la gran parte dei ragazzi, la maggior parte dei ragazzi nelle scuole non sa scrivere in lingua italiana, non sa parlare in lingua italiana, quindi poi non è in grado di fare un concorso, di scrivere un tema per superare un concorso. Questo è il dramma. E allora noi dovremmo cercare questi ragazzi la mattina di farli stare in classe con degli insegnanti meglio pagati, motivati, per poter insegnare loro l'italiano, la storia, la geografia e la matematica. Perché noi non siamo competitivi con l'Europa, non siamo competitivi con le università europee. E allora noi avremo bisogno di una scuola diversa, dove la mattina si fa veramente, si insegna in e si impara. questi anni che cosa abbiamo fatto? Ci siamo parlati addosso. Cioè in questi anni non ci siamo resi conto che ci stava sfuggendo di mano questa società calabrese. Ma non è la società che sta fuggendo di mano, la società italiana. Cioè il problema, questo problema, non chiudiamolo solo con la Calabria. Sì, noi abbiamo in più la mafia, sicuramente la mafia più ricca del mondo occidentale. Però il problema, la cosa che mi preoccupa assai, è un problema nazionale, perché a me capita spesso di girare il mondo e quindi anche di andare in Europa, anche andare a Bruxelles, no? Parliamo un attimo di Europa. Forse siamo fuori tema, però, o forse no. Quando io vado in Roma, intanto gli stati, vi ricordate in Calabria quanti polacchi c'erano? Tutte le collaboratrici domestiche erano tutte polacche, ora non c'è nemmeno una, manco se la pagate 2.000 euro al mese. Perché non sono più polacchi? La risposta la trovate andando in Polonia e guardate quanti ospedali, università, scuola, strade ci sono costruite con i soldi della Comunità Europea. I polacchi mangiavano a mezzogiorno broccoli e patate, la sera patate e broccoli. Adesso andate e ci sono opere pubbliche in Polonia che non ci sono in Italia, perché io ho visto giovani dell'est europeo che parlano perfettamente 4 lingue, che si muovono nei corridoi come cavallette, che vanno e riescono a parlare e interagire con tutti. Noi in certi momenti storici non siamo riusciti nemmeno a utilizzare nemmeno il 50% dei fondi europei. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia è sempre meno competitiva rispetto all'Europa. Voglio dire, io sono premesso che io sono per un'Europa federale, perché se l'Europa non rimane unita, di qui già lo stanno facendo, ma ci sarà un processo di accelerazione di shopping di Russia, India, Cina, Stati Uniti, che stanno comprando tutto il Made in Italy, cioè stanno comprando tutto quello che non riescono a copiare. Il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano è pieno di stranieri, i quali vengono qui per copiare, per rubarci l'ultima cosa che è rimasta agli italiani. Ci hanno superato dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista informatico non ne parliamo, dal punto di vista anche della realizzazione di macchine, di opere, di grandi opere, no? Tutte le grandi imprese edili italiane erano nel mondo e costruivano ponti, dighe e strade. Oggi nemmeno quelle, stanno fallendo, stanno chiudendo. E
allora questi, noi non riusciamo, ci stanno comprando il Made in Italy. Cos'è il Made in Italy? È il gusto. Ed è il gusto è potrebbe essere per l'Italia il punto di partenza per una rinascita, per una rifondazione dell'Italia. Perché il gusto è l'unica cosa che non riescono a copiare. Facciamo un esempio. Se noi guardiamo un povero in Italia, anche un povero che si veste al mercato sa abbinare i colori. Se noi andiamo anche in zone ricche, vogliamo andare negli Stati Uniti, un ricco degli Stati Uniti non si sa vestire, cioè non ha il gusto, non ha il portamento, anche se ha addosso un vestito italiano, disegnato da uno stilista italiano, non lo sa portare, perché non ha l'eleganza per portare quel vestito, e si vede che non è un vestito che sta indossando. Se noi andiamo in qualsiasi parte d'Italia, in qualsiasi regione d'Italia, non c'è un posto dove si mangia male. All'estero è difficile trovare un posto dove si mangia bene. Che c'entra questo? Il mangiare è il risultato di una cultura, di secoli. Quindi l'Italia, vogliamo mettere un punto, partiamo dal Rinascimento. Partiamo dal Rinascimento e vediamo il gusto del bello, vediamo l'arte, vediamo la cucina, vediamo la moda, lo stile. Questo è il frutto quindi di secoli di cultura, ma siamo fermi qui. Noi abbiamo ancora questo, non so ancora per quanto tempo, questi ingegneri, questi alunni, questi che vanno in queste scuole italiane di eccellenza italiana, entro quanto riusciranno a copiarci anche questo, perché vuol dire prenderci l'anima, questa è l'anima dell'italiano, dell'italianità, d'accordo? Se riescono a prenderci questo è la fine. Ancora oggi, se voi vedete una macchina bella straniera, l'ha disegnata un italiano, uno che è stato 10 anni da Bertone, da Giugiaro, da Pininfarina. Non c'è scampo. E allora, cosa voglio dire? Quindi non mi fermerei solo al fatto dell'istruzione, mi fermerei, sono preoccupato per il dato che noi avremo bisogno di una programmazione di medio e lungo periodo, altrimenti contiamo sempre meno. Un'ultima cosa e poi torniamo sul tema 'ndrangheta. Dopo la Brexit, dall'Inghilterra nel continente doveva arrivare l'istituto dei farmaci, no? Cioè stabilire i farmaci europei. L'Italia aveva messo a disposizione il Pirellone a Milano. Bene, nessuno ci ha calcolato. Hanno aspettato che gli olandesi hanno aspettato che gli olandesi costruissero il palazzo, non era pronto il palazzo, per poter mandarlo in Olanda. Noi abbiamo 1 secolo e mezzo di mafia, ma abbiamo anche 1 secolo e mezzo di antimafia, abbiamo la migliore polizia giudiziaria del mondo, abbiamo tra i migliori magistrati del mondo, tranne me. Però vi spiegate perché in Italia non c'è Eurojust, Europol, Interpol? Non abbiamo nessuna agenzia internazionale che riguardi la sicurezza, e questo vuol dire la pochezza, l'inconsistenza, il poco peso che dal punto di vista politico abbiamo in Europa. Se noi non abbiamo la sede di Eurojust, Europol, Interpol, e sapete dove sono queste sedi? All'Aia in Olanda, ma voi vi rendete conto? In Olanda, all'Aia, dove ancora non sono attrezzati per fare nemmeno un ritardato arresto, un ritardato sequestro di droga, eppure lì hanno tutte queste agenzie. Sapete cosa vuol dire queste agenzie? Non solo sul piano del prestigio internazionale, perché tutte le riunioni vengono là, ma voi immaginate l'indotto. Voi immaginate, ogni volta che noi dobbiamo fare una riunione con altri paesi d'Europa, noi dobbiamo andare lì, quindi dormire lì, mangiare lì, e vengono magistrati di 3, 4, 5 paesi d'Europa a queste riunioni. E quindi questa città dell'Aia vive con questi uffici, è come Bruxelles. E allora se c'è Bruxelles, che serve Strasburgo? Ogni 15 giorni si devono spostare con i camion e portare le case a Strasburgo. Perché esiste Strasburgo? Perché i francesi vogliono il pennacchio, vogliono Strasburgo, che è uno spreco
incredibile, ma questo non c'entra niente. Procuratore, andiamo tra poco. Posso parlare? Adesso parlerai subito, Arcangelo, la pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in diretta. Adesso tocca a te, Arcangelo, vai. Sì, volevo farle una domanda a bruciapelo, anche perché quello che avete scritto nel libro ha suscitato polemiche. È sempre bene che ci siano delle polemiche quando si fanno dei libri, perché è interessante, il libro si legge, si apre un dibattito, ognuno pensa, riflette, si fa un'opinione. Il punto è questo: l''ndrangheta è una società tipicamente maschilista, quindi non solo mafioso ma tipicamente maschilista. All'interno di questa 'ndrangheta, voi nel libro lo dite chiaramente, esistono delle figure collegate all'omosessualità, cioè ci sono dei 'ndranghetisti, per così dire, nascosti, che hanno una sessualità diversa. Qual è la loro condizione? Io ho letto il libro, so che cosa dite, però volevo che lo raccontasse ai nostri telespettatori. Allora, nel corso di questi anni, diverse volte nelle indagini, nelle intercettazioni telefoniche ambientali o anche in delle lettere, abbiamo visto che ci sono delle relazioni omosessuali tra 'ndranghetisti o anche tra 'ndranghetisti e non 'ndranghetisti. Noi non abbiamo dato nessun giudizio, nessuna considerazione, perché stiamo molto attenti in punta di piedi. Noi abbiamo riportato questo dato perché più volte era emerso e siccome, come giustamente è stato detto, cioè loro mettono in primo piano l'ominità di uno 'ndranghetista, allora questo cambiamento, questa apertura, questo numero maggiore rispetto a 10 anni fa ci fa pensare anche ad un cambiamento, cioè sostanzialmente il filo conduttore di questo libro è quello di spiegare cosa sta accadendo in questo momento mentre noi parliamo, visto da tutte le sfaccettature. C'è una rivoluzione sessuale. Quindi anche questo, per non sbagliare, noi abbiamo intervistato anche Klaus David, massmediologo, che per come lui ha detto, perché lui ha ammesso, è omosessuale. Non è bastato questo per sollevare le critiche da parte dell'Arcigay. Io quando ho visto queste critiche, questi attacchi, molti dei quali ingiustificati, cioè molta gente ha criticato non perché gliene frega niente di quello che abbiamo detto, o gliene frega niente dell'omosessualità, no, lo fanno perché hanno conti in sospeso col procuratore Gratteri, magari quando era a Reggio Calabria, magari gli avrà arrestato qualche parente, magari gli ha sequestrato qualcosa o qualche arresto non ha favorito il suo elettorato, ha danneggiato il suo elettorato dove lui andava a pescare voti, e quindi ha trovato l'occasione per poter attaccare, cioè facendo finta di difendere l'Arcigay, nella realtà voleva attaccare Gratteri, non capendo che è solo perdita di tempo, perché Gratteri non ti fa fargli da reazione. Ed infatti quando io ho capito subito la trappola dove sta gente, non voglio definirla in nessun modo perché devo stare attento proprio per non farli di reazione, dopo che questi signori stavano provando a crearmi l'ennesima trappola, io ho immediatamente fatto una lettera aperta mandata ai giornali di Reggio Calabria, anche alla Gazzetta del Sud, edizione Reggio Calabria, dove ho spiegato che noi non diamo nessuna valutazione, non ci permettiamo di fare valutazioni, raccontiamo fatti che servono a capire. Se uno vuole scrivere un libro deve mettere tutto, cioè anche ciò che non piace, anche ciò che non si condivide, per la serietà scientifica di un libro. Ovviamente ho detto che sono disponibile, perché nella lettera c'era scritto che volevo un incontro, ad incontrare, io li incontrerò
Il giorno 12, quando presenterò il libro a Reggio Calabria, prenderò l'appuntamento e incontrerò tutti loro. Non ho nessun problema. Questo dimostra la nostra buona fede e l'idea che quando scriviamo il libro noi vogliamo sul piano scientifico raccontare i fatti, i fenomeni così come sono. Procuratore, e poi diamo magari la linea ogni caso se sei d'accordo. Sì, voglio fare poi una riflessione, perché raccontate una storia che io conosco, ne ho scritto sul mio giornale, sulla Gazzetta del Sud, conoscevo la vittima. Voi raccontate la storia di un commerciante di Gioia Tauro, che si chiama Ferdinando Caristena, che è raccontata in un modo diciamo interessante, perché raccontate dell'imbarazzo che il killer aveva a raccontare questa storia durante un dibattimento, un maxi processo. Sì, perché sostanzialmente anche sul piano sostanziale, cioè nemmeno si parla, anche se uno lo pensa, c'è il pudore di parlarne, perché rappresenta anche una sorta di indebolimento. Se uno dice quello è omosessuale? No, perché nella logica mafiosa è un indebolimento dell'organizzazione, viene vista da loro come un indebolimento dell'organizzazione. Il punto debole dell'organizzazione. Sì. Quando non è così, perché i punti di debole dell'organizzazione sono altri, sono tanti, che messi assieme possono consentirci di arginare, se non di diminuire in modo considerevole la presenza dell''ndrangheta, quantomeno in Calabria. Senta, procuratore, lei ha detto recentemente in un'intervista: io ho le spalle larghe, ma anche nei confronti di quella che lei individua in questo libro, cioè questa rete di invisibili che viaggiano su frequenze difficilmente intercettabili? Allora guardi, io sono da Catanzaro dal 16 maggio 2016 e in questi anni ho avuto veramente tanto da fare, ce l'ho messa tutta a costruire un ufficio, a costruire una polizia giudiziaria che è stato, e vi assicuro che è stato veramente faticoso, veramente stressante, a costruire una polizia giudiziaria di qualità per poter affrontare un territorio difficilissimo. Non immaginavo fosse così difficile, così con una pubblica amministrazione così permeabile e con una corruzione così diffusa nel distretto di Catanzaro. Quindi la cosa più importante, quella che mi ha richiesto più tempo, era quella di svecchiare, non voglio usare termini brutti, di svecchiare la polizia giudiziaria che c'era nel distretto di Catanzaro. Noi sappiamo, abbiamo 4 province. In questo momento nel distretto di Catanzaro, da tenente in su, da commissari in su, sono uno più intelligente dell'altro, uno più onesto dell'altro, uno più preparato dell'altro. Abbiamo gente di primo ordine e per questo è possibile, per questo che stiamo facendo indagini importanti che piene di prove e l'esistenza di un'associazione a delinquere. Io ovviamente man mano che passano i mesi e quindi gli anni vedo sempre più attacchi che mi vengono fatti o che vengono fatti al mio ufficio, provocazioni. Ovviamente siccome io ormai ho un'età, ho 61 anni e sono in magistratura dall'86, ho esperienza di come si muove l''ndrangheta, di come si muovono i soggetti cosiddetti bordellani, ma che bordellani non sono dei mafiosi in giacca e cravatta. Perché noi, come sempre per comunità, parliamo di borderline, parliamo di zona grigia, in realtà sono dei mafiosi che sono incensurati e sono gli invisibili ai quali mi riferisco. Questi stanno cercando o cercano di tendere trappole per evitare provocazioni. Per questo, quando mi è stata fatta la domanda, spesso mi viene fatta questa domanda, io rispondo sempre che ho le spalle larghe e i nervi d'acciaio. Io non accetto provocazioni, perché il mio compito è quello di fare il procuratore della Repubblica, è quello di tutelare i sostituti da attacchi
perché io sono quello che deve proteggere i sostituti dagli attacchi, deve proteggere la polizia giudiziaria, che deve sentirsi sicura, deve sentirsi tranquilla di operare con serenità, perché c'è il procuratore Gratteri che si preoccuperà e che li tutelerà in tutte le sedi. Questa rete di invisibili ha sostituito l''ndrangheta tradizionale? È l'evoluzione dell''ndrangheta tradizionale, è l'evoluzione. C'è sempre più un crescendo di 'ndrangheta dal punto di vista della qualità, dal punto di vista dell'ingresso dell''ndrangheta nella cosa pubblica, dell'ingresso nel potere reale. Cioè noi non stiamo parlando solo di soldi, non stiamo parlando solo più di soldi. Sappiamo che l''ndrangheta importa l'80% della cocaina che arriva in Europa, secondo certi studi, sappiamo che con quei soldi compra tutto. L'altro giorno avete visto al confine con la Svizzera un tizio aveva 100 milioni, un assegno con 100 milioni di euro. Quando parlo di ricchezza, quando parlo di 'ndrangheta che conta i soldi con la macchinetta e quindi poi li porta in Svizzera per poi farsi un assegno da 100.000 euro, perché quell'assegno deve andare all'estero per essere poi messo in una banca in un paradiso fiscale per pagare tonnellate di cocaina. Ad esempio, sto facendo un esempio astratto, perché ci sono delle agenzie proprio preposte dall'Europa a mandare i soldi tutti in Sud America, ma non è sempre così, perché solo il 9% della cocaina, del prezzo della cocaina che arriva in Europa, i cartelli sudamericani vogliono essere pagati in Sud America. Anche i cartelli sudamericani preferiscono essere pagati in Europa perché vogliono investire in Europa. Quindi l'Europa è un grande supermercato dove le mafie italiane, europee e sudamericane stanno comprando tutto ciò che è in vendita nel silenzio assordante degli Stati d'Europa. Volevo, prima di fare una domanda, che adesso entriamo nel tema delicato dei rapporti con la massoneria deviata, il grado di santista, che è un tema ricorrente nei vostri lavori ma anche nelle vostre indagini. Vogliamo mandare il professore... Forse lo mandiamo dopo? Lo mandiamo proprio in chiusura. Quando chiudiamo andiamo... Allora, procuratore, andiamo l'A-P2. Abbiamo trovato tracce della P2, lo dite nel libro, anche in Calabria c'erano illustri calabresi, facevano parte di questa loggia di Risorgelli. Poi c'è una lenta ma costante saldatura, dalla loggia deviata, creata da Franco Freda a Reggio Calabria, in avanti, alle logge di cui ci racconta Cosimo Virgilio, che voi citate ampiamente. Addirittura in una di queste logge il capo era un ambasciatore, l'ambasciatore decano presso la Santa Sede Giacomo Golini. Questo Virgilio si trovava a Rosarno, è partito, è diventato poi un pezzo da 90. Quanto conta il collante di queste logge deviate nella potenza, nel potere che gli 'ndranghetisti hanno frequentandole? Tantissimo. E la massoneria deviata è la punta avanzata di tutto ciò che sta dietro, di tutto ciò che sta nell''ndrangheta. L''ndrangheta DOC, giustamente dalla Santa in poi, è rappresentata dalle logge massoniche deviate. All'interno delle logge massoniche deviate sono 'ndranghetisti DOC, dove questi 'ndranghetisti hanno un potere reale, si rapportano con i centri di potere, si rapportano con chi gestisce i quadri della pubblica amministrazione. E quindi un salto di qualità enorme che ormai risale negli anni 70, dall'inizio degli anni 70, che è stato capito, cioè non è stato capito, si incomincia a parlare da pochi anni, perché ancora una strategia nazionale non c'è. Noi stiamo parlando, io da Catanzaro, Bombardieri da Reggio Calabria, ad affrontare, a prendere di petto questi fenomeni che poi, fenomeno è improprio dirlo, queste tipologie di indagini e di studio, perché prima di muoversi bisogna studiare. Una delle cose che accadono spesso, sapete qual è? È la corsa
ad andare a interrogare uno che dice di voler parlare senza averlo studiato. Io dico ai miei colleghi, e diceva vado a sentire questo, no aspetta, lo vai a sentirlo tra 2 giorni, ora tu ti studi tutta la vita criminale e della sua famiglia di questo che dice che vuole parlare, perché poi sei nel caso in cui veramente vuole collaborare con la giustizia, tu sei impreparato, perché lui ti porta a passeggio, dice quello che vuoi, invece se tu hai studiato, sei preparato, non ti può dire sciocchezze, perché quando uno decide di parlare io vado per la prima volta ad ascoltarlo e gli dico guardi lei decide di parlare? Bene, allora sappi che lei deve dire tutta la messa, deve parlare prima dei reati che lei ha commesso, poi quelli dei suoi familiari, poi quelli degli amici, poi quelli dei nemici, altrimenti io programma non gliene faccio. Cioè che tu mi parli di 3 tonnellate di cocaina, bene, e allora? E quella che hai portato tu? E quella che ha portato tuo fratello? Prima mi racconti... Ma guarda, perché c'è pure, scusatemi, c'è questa cosa, questo vezzo ormai, perché quasi di moda, no? Per un dranghitista che si pente vuole in qualche maniera conquistare la fiducia, una captatio benevolenza, no? Sì, rispetto al magistrato che lo interroga, e tutti cominciano a parlare di corpi riservati, di quarti livelli, eccetera. Io l'ultimo che ho sentito parlare di queste cose è un tale Pasquale Nucera, di Reggio Calabria, di Montebello Ionico, il quale abbiamo scoperto poi faceva l'addestratore dei neonazisti, ne hanno trovato un arsenale in casa, cioè diceva delle cose questo qui che obiettivamente erano delle cose come dire, che non stavano molto in piedi, almeno in riferimento a questo rapporto. Ecco, ha questa sensazione pure lei che c'è questa corsa a voler dire che per forza non c'è una loggia a Monte Carlo, magari c'è davvero e in alcuni casi l'avete scoperta, e che si vuole in qualche maniera trascinare, come dice lei, portare a passeggio poi la gente parlando di... Sì, ho capito, sta all'intelligenza e alla preparazione del magistrato, per questo è importante studiare. Non ci si improvvisa sostituto procuratore DDA, devi prima aver letto, devi prima aver letto un po' di sentenze importanti, le sentenze che sono state pietre miliari nella lotta alla mafia, incominciando dal summit di Montalto ad andare avanti, per capire perché oggi nel 2019 stiamo parlando della mafia più forte che c'è nel mondo occidentale, più ricca che c'è nel mondo occidentale. Procuratore, viviamo un nuovo mondo, tutti utilizziamo nuovi strumenti per comunicare, sì. Anche 'Ndrangheta ha bisogno sì. Di comunicare, di rappresentarsi sì. In maniera nuova, dinamica, diversa, sì. Utilizzando gli strumenti della nuova comunicazione. Sì. Beh, forse il compito di chi deve sorvegliare, guardare, studiare, analizzare, conoscere come questi sì. Strumenti e individuare, intercettare i canali attraverso i quali c'è il dialogo e il confronto che avviene sì. tra chi è parte integrante di queste famiglie. Allora, le mafie sono all'avanguardia nell'uso della tecnologia, riescono a comunicare con sistemi sofisticati. E noi siamo sempre costretti ad inseguire la tecnologia che loro usano. Certe volte ci riusciamo, certe volte non ci riusciamo. Non tutte le ciambelle vengono col buco. Però c'è anche un nuovo modo e quindi ci vorrebbero degli accordi internazionali. Purtroppo il mondo è governato, è comandato più che governato, è comandato dalle multinazionali. Gli stati sono sotto le multinazionali, stanno sotto, riescono a dettare l'agenda. E questa è la debolezza degli stati, perché un governante dovrebbe dire a queste multinazionali che producono tecnologia avanzata, sofisticata, che va oltre i telefonini, dovrebbero dire alla multinazionale: se tu non mi dai le chiavi di criptazione, io ti annullo, ti neutralizzo il satellite che tu hai lanciato, non ti faccio appoggiare su quel satellite. Questo vorrebbe dire NATO, Comunità Europea, ONU,
queste strutture sovranazionali non debbono più pensare al carro armato o a mandare 1000 uomini sul territorio. La guerra non si fa ormai più così, la guerra si fa dietro una scrivania, davanti a un computer con una tastiera, si fa con software sofisticati, avanzati, evoluti, e vi assicuro che ci sono degli 'ndranghetisti che sono in grado di usare questa tecnologia. E allora per un problema di sicurezza degli Stati, per problemi di carattere sovranazionale, organismi, a me viene in mente ora l'ONU, viene in mente la Comunità Europea, viene in mente la NATO, che dovrebbe essere in grado di intervenire, di controllare. Ad esempio in questo momento lo Stato più avanzato, dove si fa ricerca ancora più avanti degli Stati Uniti, noi pensiamo alla Cina, agli Stati Uniti, lo Stato dove c'è la migliore e più avanzata tecnologia al mondo, nel mondo delle telecomunicazioni, è Israele. Sì. Uno pensa, un paesino piccolo come Israele è uno Stato belligerante. 10 anni avanti. Sì, da questo punto di vista 10 anni avanti l'Europa sulle comunicazioni e tecnologia. E chi va a parlare con Israele? Chi può andare a dire niente a Israele? In base a che cosa? Quali forze? Gli Stati Uniti che dicono che loro non fanno intercettazioni, pochissime intercettazioni. Quando ogni tanto sento in televisione gente che si improvvisa esperta, no? Di mafia o di sicurezza o di intercettazioni, e negli Stati Uniti non si fanno intercettazioni per avere un'intercettazione, ma loro non sanno che gli Stati Uniti è il paese più intercettato del mondo. Hanno dei sistemi informatici da paura, gli Stati Uniti sono tutti schedati, ma di che cosa stiamo parlando? E quindi chi è che pensa di dire tu hai fatto questa strategia, bravo, sei molto bravo, intelligente, sono contento e complimenti, dammi delle chiavi di decriptazione, perché io nazione, io Stato, devo sapere cosa accade nel mio paese ai fini della sicurezza del mio paese. Procuratore, una domanda sulla chiave internazionale, voglio tornare alla droga perché io sono appassionato dei messicani, dei cartelli di Sinaloa, del Golfo, insomma. E poi hanno arrestato uno che stava a Paola, che era Thomas Harrington Rubalcaba, che era l'ex governatore di Tamaulipas ed era la mente finanziaria del cartello del Golfo. Sì. E quali sono i rapporti tra l''ndrangheta e i messicani? Ma intanto possiamo incominciare a parlare, invece di cartelli messicani, possiamo incominciare a parlare di mafia messicana. Perché questo termine lo sto usando per la prima volta pensando ai messicani? Mi viene in mente adesso, perché i messicani sostanzialmente stanno mutuando i comportamenti dell''ndrangheta, cioè loro in Messico stanno incominciando a creare mentre prima pensavano solo a portare cocaina dalla Colombia o a piantare oppio, a coltivare oppio, ora loro stanno pensando alla cultura del controllo del territorio, e in quei territori che loro controllano incominciano a costruire ospedali, incominciano a costruire scuole, questo perché hanno bisogno del consenso popolare, come da sempre ha fatto l''ndrangheta. Questi cartelli messicani sono molto feroci, io penso che tra le mafie più feroci al mondo, se non la più feroce al mondo, sono i messicani. Pensate che in un anno, nel 2017, hanno ucciso 36 giornalisti e mediamente uccidono 4.000-5.000 poliziotti l'anno. Questo vi fa pensare a livello di corruttela, vi fa pensare a che la situazione è fuori controllo in Messico e nessuno ancora ha il bandolo della matassa. I messicani hanno avuto e hanno rapporti con l''ndrangheta. I messicani stanno invadendo gli Stati Uniti di eroina. C'è una forte crescita del consumo di eroina e
il motivo per il quale Trump vuole costruire il muro non è tanto per l'immigrazione, ma perché tutta l'eroina, dove stanno morendo migliaia e migliaia di americani, perché c'è un ritorno all'eroina perché costa esattamente il 50%, la metà della cocaina, e parte dal Messico, attraverso i tunnel, fanno tunnel per 10 km, 20 km, camminano sottoterra come le talpe per portare l'eroina più che la cocaina. E quindi non si riesce a fermarli. Eppure noi abbiamo visto i messicani che hanno contatti, che si incontrano, che fanno affari negli Stati Uniti, a New York. E quindi con l''ndrangheta. E questa è un'ulteriore preoccupazione, è un problema che si aggiunge, come anche quello degli albanesi, vedere gli albanesi che sono una mafia emergente in Europa. Nel libro lo dite ampiamente. Molto presente, sarà una mafia che in futuro darà filo da torcere alla polizia di mezza Europa. Senta, procuratore, è capitato in queste indagini che fate quotidianamente di intercettare per esempio cosche che attraverso il dark web contattano, acquistano, noi nell'ultima indagine, si può acquistare tutto, Kalashnikov, bombe, anche la droga. Un caso concreto è che nell'ultima indagine ci è capitato di sentire un 'ndranghetista che offriva il pagamento di 2000 kg di cocaina col dark web, cioè con la moneta elettronica, con Bitcoin. Ma lì siete attrezzati per questa nuova sfida? Ci stiamo attrezzando, non è facile capire, cioè non è facile operare sul piano concreto. Io ascolto sempre in televisione quando vedo esperti che sembra che si mangiano il mondo, cioè come se masticano dalla mattina alla sera questa materia. Vi assicuro che è molto difficile, vi assicuro che tutti ne parliamo sul piano teorico, ma noi sul piano pratico ci stiamo veramente scervellando per trovare, questa volta siamo riusciti anche a sentirlo, per trovare il filo d'Arianna. È veramente difficile, quella che è attrezzata, diciamo in questo momento la polizia che riesce a più avanzata in questo momento è la polizia postale, sì. La polizia postale sono veramente, veramente bravi, però ormai anche carabinieri, anche la Guardia di Finanza si stanno attrezzando, stanno facendo dei corsi. Ma questa è la nuova sfida, la nuova sfida, sì, la nuova sfida. Perché ormai viaggia tutto qui. La nuova sfida è questa. Perché non c'è bisogno più di spostarsi, di andare, di dialogare, di scambiare informazioni ormai con altre cose. E la rete. La rete, bisogna attrezzarsi, bisogna capire, conoscere, ma soprattutto studiare, perché ho paura di quelli che non studiano e hanno ruoli e posti importanti e proprio per ignoranza, in buona fede, possono fare danni. E un'ultima domanda, no? Ci sono state molte polemiche anche in relazione alla trasfigurazione, diciamo, alla posposizione del mondo criminale nella cinematografia. Voi avete fatto un elenco di film, eccetera. Io le confesso subito, così sgombriamo il campo, che ritengo Il Padrino di Francis Ford Coppola, ma la invito a vedere pure The Irishman di Martin Scorsese, un capolavoro il primo, un capolavoro pure questo. Quindi un'opera artistica, non mi permetto di... Però in effetti ci sono, secondo lei, dei danni che alcune fiction, alcune rappresentazioni della mafia possono fare? Gomorra sicuramente. Allora, sicuramente sì. Noi ci siamo permessi di dire il re è nudo, perché vediamo sempre più davanti le scuole, vediamo sempre più dei ragazzini delle scuole medie che vestono e si muovono come i personaggi di questi film, di questi fiction, e siamo molto preoccupati, anche perché chi li produce dice che noi non capiamo di arte, che vogliamo censurare l'arte. E questo mi preoccupa, perché ovviamente chi mi conosce sa che io cerco di essere il massimo della democrazia e della libertà. Io non voglio assolutamente, non mi permetto di censurare l'arte di nessuno, però io dico che qualsiasi cosa noi adulti andiamo a fare, a scrivere un libro, a fare un documentario, anche a fare un'intervista, anche il giornalista che fa l'intervista è più ingenua di questo mondo, è più semplice di questo mondo. Io devo capire
perché prima che giornalista, prima che magistrato, prima che scrittore, devo capire qual è l'effetto, qual è il risultato poi sul piano sociale di quell'intervista, cioè qual è l'impatto, cioè capire se l'intervista il libro è da stimolo, da crescita, da critica, tutto quello che volete. Ma se poi io descrivo in un libro un personaggio che non rispetta nessuna regola sociale del convivere sociale, io poi vedo che il risultato è che vedo che dei bambini che imitano il male, io mi devo fermare, io devo fare un passo indietro, e noi dobbiamo essere forti, non avere timore reverenziale nei confronti di chi che sia, non preoccuparci minimamente di essere minoranza. Per politica corretta la gente non parla perché ha paura di dispiacere la persona mediaticamente spendibile. Noi non dobbiamo avere questo problema, perché noi, prima che magistrati, giornalisti, scrittori, siamo uomini, siamo padri e dobbiamo preoccuparci di quello che accade, qual è l'impatto, lo sfascio nel cervello dei bambini. Possiamo adesso chiudere qui, vi lasciamo con l'intervista fatta al professor Nicaso. Grazie al procuratore Gratteri di essere stato con noi. Ricordiamo il libro, vuoi farlo vedere? Sì, il libro è La rete dell'invisibile, l'ultimo lavoro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso per la Mondadori. È possibile una primavera calabrese, giusto per chiudere? Sì, certamente. Ce l'ho in testa e ce l'abbiamo in testa, e ci sono migliaia di persone che credono in questa nuova rinascita della Calabria. Arrivederci.